Rinnovo del direttivo di Confartigianato Veneto anticipato a gennaio, ma Vicenza non ricandida Giuseppe Sbalchiero. È quanto emerso l'altra sera a seguito di una votazione nella sede provinciale degli artigiani vicentini, una delle realtà più numerose non solo del Veneto, ma di tutta Italia, con le sue 17.000 imprese associate. 25 persone hanno deciso di non dare la fiducia al presidente Sbalchiero uscente e invece 14 gliel'hanno data, quindi è stata una scelta veramente fatta in una serata di ampia partecipazione e questo è il risultato dei voti. Perché secondo lei? Ma secondo noi può essere anche un fatto di cambiamento, nel senso che dobbiamo pensare che in questo momento il mondo sta cambiando e forse è giusto anche cominciare a mettere persone anche nuove. C'è già in aria qualche idea, qualche nome? Ma diciamo che al momento secondo me è presto, quindi i giochi si faranno più avanti, vedremo cosa uscirà. E chissà, diciamo noi, che il prossimo candidato non possa essere proprio un bassanese, magari pronto, come l'attuale presidente degli artigiani del nostro mandamento, a lottare per salvare le imprese del territorio. Noi siamo costantemente sul pezzo, siamo costantemente ad assediare la politica, perché questo è il nostro problema, cioè quello di assediarli per fargli capire che le potenzialità del paese ripartano dalle nostre aziende. Ricordo sempre che il 97% delle aziende d'Italia sono rappresentate da aziende che hanno meno di 20 dipendenti, quindi siamo l'ossatura del paese, dobbiamo solamente farglielo capire.